Il lupo accusa l'agnello di intorbidire l'acqua che sta bevendo, e questo anche di fronte all'evidenza dell'impossibilità di sporcargliela. In un certo senso è la Commissione europea, cioè il lupo, che invia una prima lettera. E l'evidenza è l'evidenza. L'Unione Europea toglie i 2 milioni alla Biennale e dà 6 miliardi in 6 mesi a Putin. Ecco dove diventa torbida l'acqua. Cita il lupo, l'agnello e la celeberrima favola di Fedro il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco per rispondere pubblicamente alla mannaia della Commissione europea, che ha tolto alla fondazione da lui presieduta il finanziamento di 2 milioni di euro, una decisione della Commissione europea che riguarda il caso della presenza della Russia e del suo padiglione alla Biennale d'Arte, ma che paradossalmente andrà a colpire un altro settore della Biennale, proprio il cinema e i giovani. Buttafuoco, per la prima volta, replica in modo così puntuale all'Europa, usando la virtù dell'eloquenza che gli è propria, una replica in punta di fioretto, ma al tempo stesso elegante, chiara e netta. E in una seconda lettera il lupo comunque accusa l'agnello di avere detto male di lui in una ben precisa data. L'agnello non era nato al tempo in cui il lupo asserisce di essere stato insultato, e nella terza lettera allora il lupo taglia corto e se lo mangia. Chi ha orecchi per intendere intenda, dunque il taglio è di 2 milioni complessivi, spalmati però in 3 anni, quindi creerà un ammanco annuale di circa 700.000 euro che non avrà nessuna ripercussione sul settore cinema, la sua mostra al Lido e l'attività della Biennale. Noi non facciamo politica, non assecondiamo tamburi, noi siamo chiamati qui alla ricerca a livello internazionale nel campo delle arti. Questo passaggio ha tutta l'idea di non essere il capitolo conclusivo della vicenda. I colpi di scena potrebbero essere solo all'inizio, in una torrida estate. E chi ha contaminato l'acqua? Troveremo un giudice a Berlino, ma intanto ecco, il Tribunale di Fedro si è espresso, perché consideriamo questo spazio creativo di vitale necessità.